Si amplia l'offerta formativa presso il presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera da alcuni giorni presso l'unità operativa complessa di medicina diretta dal dottor Giuseppe Rotondo. È infatti attivo un nuovo ambulatorio di endocrinologia e malattie del metabolismo. Oltre alle visite e alle consulenze endocrinologiche e diabetiche, la collettività riberese e quella del comprensorio può già fruire di alcuni esami strumentali di grande efficacia nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie legate al metabolismo. Si tratta del Doppler dei vasi sovraortici, del Doppler arterioso, degli arti inferiori e dell'ecografia della tiroide. Le agende di prenotazione sono già aperte. Per accedere ai servizi i cittadini possono prenotare le prestazioni specialistiche attraverso il CUP e i consueti canali di prenotazione. Le attività ambulatoriali condotte dal medico endocrinologo Marco Graziano saranno in previsione ulteriormente incrementate, introducendo a breve anche l'esame di ago aspirato dei noduli tiroidei. E intanto è Giuseppe Mira ufficialmente il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La dottoressa Mira, vincitrice delle procedure concorsuali, è stata ricevuta dal commissario provinciale Zappia di Agrigento per il conferimento dell'incarico che dura 5 anni.